Non dovete imitare gli altri cantanti, dovete portare la vostra personalità artistica. Eccellente non vuol dire che voi siate eccellenti, perché c'è sempre da imparare, c'è sempre da migliorare, perché se ti dicessi che tu sei già il top, rideresti anche tu, ok? All'inizio ho sorriso un po' perché mi sembrava di rivedere Filippo nella stessa canzone di prima, ma cantata in inglese, no? Quindi stavo un po' sorridendo, poi me la immaginavo in napoletano, non lo so. Ci avete regalato una bella esibizione, è stato bello il fatto che era improvvisata la collaborazione, perché l'avete deciso poco prima di iniziare. Le variazioni che hai fatto mi sono piaciute, hai un bel timbro di voce, hai un bel colore, avvolgi con la tua voce, ti do 3 eccellente, poi volevo dire a Rizzo, vai dall'Otorino perché senti male, senti le cose male. Deve essere da esempio per i ragazzi, perché c'è da dire anche che voi avete una grande potenzialità, cioè quella di poter utilizzare e pubblicizzarvi sui social, però molti di voi cantano ma non lo fanno, non sfruttano i social, alcuni di voi forse non hanno nemmeno delle foto sul profilo. Ti avrei dato 3 anche questa volta, però ti devo penalizzare perché hai scelto una canzone che hanno già portato in troppi, quindi fate attenzione anche a questo, non fateci ascoltare sempre le stesse cose. Per noi è difficile trovare il giusto equilibrio tra l'oggettività e la soggettività. Io ti devo dare un 2 perché apprezzo tantissimo l'impegno, hai provato ad interpretarla, però io ancora non ti credo. Ottima gestione del palcoscenico, però ricordiamoci che qui siamo in televisione, io avrei fatto quello che hai fatto tu, però qui siamo in televisione, quindi adeguiamoci anche a ciò che è la televisione, ok? Ci sono degli spazi da rispettare. Io però questa volta ti devo dare, rispetto all'altra volta, un 2, quindi un ottimo, perché rispetto a ciò che sei tu, secondo me, oggi sei stato un gattino, tu invece devi far uscire il leone. Okay, hai ripreso alla grande, ci hai guardati negli occhi, sei stato sempre sul pezzo, quindi eccellente. Asia ha un'anima rock, ma altrettanto un'anima molto delicata. Sono curioso di vederti tra 10 anni e per non farti arrivare già subito ti do un ottimo. Il pubblico si ricorderà sicuramente di te. Mi fai un po' paura, sembra un po' la bambola assassina. Germana mi aveva portato a teatro a cantare, io l'ho vestito proprio come te, uguale, e mi muovevo proprio come te, quindi mi ricordo che sia un Rosario Farò in miniatura.